Cadore. La costituzione della Cadore è del gennaio 2008. Perché abbiamo fatto una cooperativa in Cadore? Perché mancava in un territorio di 20 passacomuni, non c'era nessuna cooperativa sociale di tipo B, quindi abbiamo pensato che valeva la pena di tentare di crearla questa cooperativa. Facciamo anche qualche lavoro un po' fuori del territorio, ma cerchiamo appunto di essere molto legati a questo territorio. Insomma. Abbiamo 11 comuni soci, e questa è credo se non una novità, una particolarità certamente, perché questi comuni che non ci danno soldi, sia chiaro, e non abbiamo mai chiesto aiuti di tipo economico, tant'è che versano una quota di capitale sociale come qualsiasi altro socio, 50 euro, sostengono, almeno moralmente, no, e quando possono anche affidandoci commesse, l'attività della cooperativa. Insomma. È cooperativa di comunità perché abbiamo dentro i comuni, è cooperativa di comunità perché a fronte di richieste di aiuto di attività che non sono magari redditizie, che non sono certamente interessanti, che sono limitatamente interessanti da un punto di vista economico, noi corriamo, siamo presenti. Gestione di uno dei pochi cinema rimasti aperti in tutto il Cadore, il cinema di Auronzo a Cursal, la riapertura di un mini golf a San Vito di Cadore, l'apertura di un piccolo impianto sciistico di Caserazzo. Tutte queste attività è chiaro che non ci portano profitto, ci fanno legare col territorio. E le attività con la quale è nata sono le manutenzioni ambientali e la gestione del territorio. Poi abbiamo il settore delle pulizie e facciamo da trasporto scuolabus, trasporto di persone handicappate, la gestione del museo di Selva di Cadore, facciamo gestioni museali stagionali ad Auronzo di Cadore, si occupa anche di accoglienza dei richiedenti asilo. La cooperativa si è resa conto che deve rimanere sempre meno legata al finanziamento pubblico e ha individuato nel turismo l'unica possibilità reale. In questo momento precisamente ci troviamo a Valle di Cadore al centro polivalente. È un centro polivalente che nasce circa 10 anni fa, è stato costituito circa 10 anni fa su iniziativa dell'amministrazione comunale di Valle. Per alcuni anni è stato utilizzato, però a nostro avviso non a pieno. 3 anni fa abbiamo preso l'iniziativa, abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di darci in affitto questo stabile per dargli appunto un utilizzo più importante, più continuativo, in relazione anche alla necessità di una promozione della pista ciclabile. È un servizio di bar e ristoro sia per i cicloturisti che attraversano questa via ciclabile che per i locali. Un ampio salone di 350 metri quadri che è proprio il cuore del centro polivalente e dove si alternano spessissimo eventi di diversa natura. E dal 2010 la cooperativa Cadore ha deciso di occuparsi anche di turismo. L'occasione è nata con la disponibilità a Perarolo di due appartamenti in uno storico e prestigioso palazzo, il Palazzo Lazzari Scorzantini a Perarolo, di proprietà del Comune di Venezia, e in collaborazione con l'associazione Consorzio Le Mat abbiamo avviato questa attività di accoglienza turistica.
Il Consorzio Le Mat è una rete tra cooperative che hanno voluto fare dell'accoglienza il centro del loro creare posti di lavoro per persone che spesso sono escluse. E perché l'accoglienza? Perché chi è escluso ovviamente è un esperto di quello che è una buona accoglienza, no? È un pensiero semplice, ma prima abbiamo fatto la fatica di mettere insieme siciliani con cadorini, che scoprendo ovviamente che molti dei cadorini in realtà hanno genitori magari siciliani, calabresi, cose. Però insomma fare immergere questa cosa è già una bella fatica. E poi abbiamo dovuto confrontare il nostro concetto di accoglienza, anche di organizzazione, con svedesi, inglesi, ungheresi, bosniaci e altra gente di questo genere. Quindi nel frattempo credo che il Consorzio Le Mat sia un serbatoio di un grande know-how, prima di tutto su come non bisogna fare. Mi continua a definire imprenditrice sociale, me ne vanto, un po' per conoscere più da vicino le problematiche di questo settore. Faccio anche l'accompagnatrice turistica per dei tour operator tedeschi, per conoscere la clientela più da vicino. In realtà sono un'infermiera psichiatrica, che quindi mi intendo della follia del viaggiatore, perché devi sapere che il viaggiatore prima di mettersi in moto ti chiama e ti dice: ma mi garantisci bel tempo tra 3 mesi? Ci proveremo. Il nostro approccio all'accoglienza, ecco, cercare di proporre al viaggiatore un'accoglienza nell'area nostra dolomitica, cadorina, montana, e il più possibile lontana dagli stereotipi di cui la montagna spesso è piena, diciamo. Un'accoglienza turistica fatta molto di incontro, di relazione, di incontro con le comunità, di incontro con le popolazioni, con altre, e cercando le occasioni appunto anche di esperienze particolari. Quello che abbiamo tentato di fare, andando a prendere veramente, siamo stati all'ITB, alla Borsa del Turismo di Berlino qualche anno fa, abbiamo contattato degli operatori, con alcuni siamo riusciti a costruire dei progetti, e attualmente abbiamo alcuni viaggi, in particolare con Centro Van der Reisen di Monaco di Baviera, di trekking in Cadore, e 2 o 3 volte all'anno arrivano questi gruppi di viaggiatori tedeschi, li accompagniamo, facciamo un po' da mediatori culturali. Nasce nel corso del 2015, viene più che altro pensato nel corso del 2015 e messo in campo nel 2016. Si realizza grazie a un piccolo contributo di 10.000 euro circa della Fondazione Cattolica Assicurazioni, e nasce anche in risposta in particolare a un bisogno di pensare ad attività paralavorative per ragazzi in età post-scolare dell'area. Noi abbiamo come Cooperativa Cadore un progetto in collaborazione con l'ULSS che si chiama Progetto Mosaico, in cui l'idea è proprio quello di prendere questi ragazzi e fargli fare delle attività paralavorative. Quella dell'agricoltura ci sembrava un settore adatto per fare questo tipo di sperimentazione, appunto insieme ad altre attività sulla quale stiamo lavorando, e è nato Symbiotic, che è questo progetto che appunto coinvolge ragazzi disabili
per la coltivazione del carciofo. Oltre al coinvolgimento dei ragazzi disabili sono stati coinvolti alcuni ragazzi richiedenti protezione internazionale in carico alla nostra cooperativa. È un carciofo che cresce appunto sugli 800 metri. I carciofi qua non crescono d'inverno, come in Sicilia, crescono d'estate. Il periodo più o meno in cui si raccoglie è tra luglio e agosto, che appunto è diverso dal carciofo classico e anche ottimo perché avviene nella stagione turistica, insomma. Perché voi lo sapete che siete nella Valle del Gelatieri. Anche questo? No, il carciofo è stato usato per fare il gelato. Sì. Perché nella comunità ci sono anche dei gelatieri che poi dicono Usiamo il gelato carciofo al per fare... carciofo, si pare che sia stato buono, no? Non lo so.